buonasera a tutti, il collegamento dopo partita dallo stadio Meazza di San Giorgio. Arriva qui uno dei protagonisti della serata, il clima si è fatto internazionale, infatti dalla Lettonia abbiamo Andreas Delugov che si è subito ben inserito, qualche buona giocata, forse un attimino in ritardo di condizione, ma ci faremo spiegare da lui. Non ha ancora imparato bene l'italiano, quindi insomma abbiate pazienza. Delugov, allora, si è schierato in posizione di punta, come le sembra? Tu matri, ma su quello cazzo. Non si capisce un merito a cazzo. Chiamiamo l'interprete, vieni, il nostro caro amico Antonio Sanna, detto trequartista interprete. Ripeta. Su madre mi su quello cazzo. Ha detto che non capisce un cazzo perché lui non capisce l'italiano. Come pensa di migliorare l'aspetto, diciamo il tasso tecnico già elevatissimo e comunque di questa squadra, una vera corazzata? Nella fic di tu madre ci sta un camion. Traduca. E lui è cresciuto guardando le giocate di Antonio Pinna e si è ispirato a questo giocatore e adesso sta mettendo in pratica in Italia quello che Antonio Pinna fa già in questi campi da anni. Ma hanno lo stipend? Ha già visto il campionato, ha visto qualche giocatore che particolarmente, a parte Antonio Pinna ovviamente, la ispira, che potrebbe essere il suo modello anche per il futuro? Tu madre è un buco di culo grosso, ho imparato anche un po' di dialetto. Yes. Sì, ha detto sempre, si riferisce sempre a questo signor Antonio Pinna che ha un buco del culo grosso e non si sa perché. Mi sembra tutto, qui si è parlato di calcio, molto bene, quindi un rivederci a tutti gli appassionati di questo sport. Alla prossima!